Voglio vedere il Veneto con la maggioranza dei cittadini di colore scuro. Posso dirlo in televisione senza andare in galera? Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti che siano di pelle bianca. Posso dirlo o no? Oggi sono andato in Viale Milano a Vicenza, sembrava di essere in Africa, non ho visto una persona, ero l'unico bianco e mi faceva... Ma che bianco, sei marrone! Non mi piaceva, professore, e non piace alla maggioranza delle persone. No, è un discorso razziale. Però la maggioranza delle persone per strada la pensa così. Diventa un caso nazionale l'uscita di Gio Formaggio, ospite a Focus del direttore Luigi Baccialli, e sulle parole del consigliere regionale, già sindaco di Albettone, arriva una pioggia di polemiche. Gio Formaggio è ignorante perché non sa e non conosce la realtà veneta. È una realtà fatta di italiani, stranieri, immigrati di prima, seconda e anche terza generazione. I figli di quei lavoratori che ho citato prima sono iscritti alle nostre università, sono i futuri dottori, i futuri insegnanti, i futuri architetti e i futuri medici che concorreranno a fare l'Italia del futuro. Non rendersi conto che questa è la realtà significa agitare spettri che incattiviscono le persone e non fanno il bene del Veneto. Queste le accuse del PD, mentre i rappresentanti locali di Fratelli d'Italia difendono il consigliere. Innanzitutto esprimo solidarietà all'amico e consigliere regionale, nonché collega di partito Gio Formaggio. Ecco. E io ho visto attentamente tutta la discussione che è avvenuta lunedì a Focus e insomma estrapolare la sua espressione per diciamo incriminare di qualche reato che appunto è relegabile all'opinione di una persona mi sembra assurdo, perché lui ha posto una domanda legittima, lecita, in un contesto dove comunque la discussione era abbastanza animata, perché voleva Gio, come ha detto anche nei minuti precedenti, mettere in evidenza il problema dell'immigrazione clandestina, poi in maniera colorita, senz'altro. Anch'io ho detto settimana scorsa lo stesso concetto a Focus, ecco, non è insomma scoppiato nessun caso. Sembra che quando parla Gio Formaggio bisogna assolutamente creare il caso. E nel tardo pomeriggio sono arrivate le scuse di Formaggio, che spiega di aver dato vita a un ragionamento provocatorio per mettere al centro la questione dell'immigrazione clandestina. Un ragionamento che, estrapolato dal contesto in cui è stato pronunciato, avrebbe assunto un significato lontano da quello che il consigliere regionale intendeva esprimere. Formaggio non cerca però giustificazioni e ammette di essere pentito di frasi così lontane dal suo pensiero e da quello del partito. Lo stesso Formaggio condanna il razzismo e sottolinea di aver voluto solo denunciare una situazione legata all'immigrazione clandestina in Veneto.